Gli autotrasportatori di container veneti sono in agitazione. La gestione delle loro imprese rischia di saltare se non cambieranno le regole cui si trovano assoggettati e che allungano i tempi del loro lavoro erodendo la redditività dato che le tariffe sono ferme da anni. Il settore è purtroppo schiacciato tra dei big, i produttori di manufatti, chi li trasporta, navi, gli intermediatori, l'autorità portuale, insomma tutti scaricano costi che non c'entrano sull'autotrasporto. Quindi voi chiedete un regolamento chiaro, condiviso e poi che ci sia anche il sigillo, diciamo così, dello Stato. Certamente sì, avevamo degli accordi di settore che sono stati superati con altre leggi per via dell'antitrust e alla fine con l'antitrust tutti quanti cominciano a ridurre i costi scaricando tutti gli aumenti sull'ultima ruota del carro che è il trasportatore vero, il vero vettore. Sostanzialmente chi fa un lavoro tangibile vero e proprio alla fine non viene a pagare neanche il costo del servizio che fa e questo non è corretto perché alla fine la gente dopo tanti anni, i nostri in particolar modo, a parte che nessuno vuole più fare il nostro lavoro, perché non è remunerato e comunque non è gratificato e si ritiene anche che sia di poco valore aggiunto, mentre questo una volta non c'era. Quindi diciamo che sostanzialmente noi pensiamo che per mantenere una pace sociale giusta e corretta, perché tutti non possano rimetterci e perché l'ultimo si ferma, ci sia da condividere assieme sia col prefetto che comunque con lo Stato a livello del MIT anche un nuovo accordo di settore che faccia sì che questo lavoro possa continuare per i prossimi anni. Tema della conferenza stampa di oggi, l'autotrasporto, ma un autotrasporto un po' particolare. Stiamo parlando di container, quindi in particolare Porto di Venezia, Interporto di Padova, diciamo i punti caldi del Veneto. Ci sono dei problemi tra gli autotrasportatori artigiani, i loro committenti e le regole che sottostanno a questo snodo importante che serve a distribuire le merci, dato che poi il nord-est sta diventando un hub sempre più importante per le merci dalla Cina, per esempio, quindi uno snodo fondamentale. Strategico, mi viene da usare il termine strategico e vorrei tanto che i nostri dirigenti nazionali capissero questo, che lo snodo, il trasporto delle merci dai porti, dagli interporti è strategico per il futuro del Paese. Si è previsto a livello UE un aumento del 40% del traffico merci nei prossimi 10 anni. Chi lo farà? Lo faranno i paesi dell'est, lo faranno committenti che assumono in maniera poco ortodossa, diciamo, persone proprio sull'orlo della fame, vorrei dire, del bisogno, o lo faranno i nostri artigiani in modo consapevole, in modo capace, come da tanti e tanti anni sanno fare. Tutto sta nella volontà politica, nella volontà dei committenti di riconoscere questo lavoro, questo duro lavoro che è l'autotrasporto, soprattutto il trasporto container. Quindi strategico, ripeto, e bisogna che la controparte sia chiara. So che non possiamo parlare di aumento di tariffe perché altrimenti sarebbero configurate come aiuti di Stato, però si possono cambiare le regole. Noi dobbiamo permettere che il nostro trasportatore artigiano riesca a caricare, riesca a fare il suo lavoro nel minor tempo possibile con i minor costi, in maniera che lui possa stare dentro quei costi minimi che sono doverosi perché l'autotrasporto generale e soprattutto il container sia un trasporto sano, non fatto da disperati. Giusto giorni fa vedevo dei colleghi dell'Est Europa, ungheresi, bulgari soprattutto, che vivono nel camion, vivono nella cabina. Sono arrivato a vedere che hanno il fornelletto dentro la cabina e cuociono nel padellino dentro la cabina che può prendere fuoco tutto, insomma, cioè siamo veramente alla miseria, insomma, allo sfruttamento in maniera poco etica, anzi senza nessuna etica. Avete in programma come organizzazione anche di fare un incontro con i prefetti, cosa vi aspettate da un loro intervento? Aspettiamo molto dal prefetto, il quale rappresenta Roma, rappresenta il governo. Noi contiamo che il governo veramente capisca questo, ritorno sul tema della strategia, cioè un tipo di movimentazione merci fatta da italiani nel territorio italiano è strategico. Abbiamo già perso il trasporto aereo, faccio l'esempio di Alitalia, vogliamo perdere anche questo? Quando andrà in mano
e speriamo mai, e lotteremo perché non ci sia mai lo straniero che ci porti via il lavoro, chi ci si assicura poi che le nostre merci, le merci delle nostre piccole aziende, perché PMI è la miniera italiana, le piccole aziende hanno bisogno di trasportatori fatti su misura per loro. Quindi anche il trasporto container nel contesto dell'autotrasporto è basilare che sia in mano italiana, è strategico. Noi vorremmo tentare di rimettere in piedi quindi un regolamento che riguarda questo settore in cui le regole siano condivise con la nostra committenza per far sì che le nostre aziende non debbano lavorare con delle difficoltà che limitano, e oggi stanno limitando molto, la redditività. Dobbiamo investire. Il governo capisce la strategia, capisce che deve investire in formazione. Ci sono soldi europei che sono ancora fermi là, a tutt'oggi, che non vengono richiesti. 300-400 milioni di euro che possono essere utilizzati per la formazione. Altri paesi la stanno già facendo, noi stiamo aspettando. Quindi noi spesso ci ritroviamo con un contenitore cosiddetto inidoneo. Questa inidoneità ricade come costo nell'autotrasporto, nell'azienda di autotrasporto, e noi stiamo facendo di tutto per far capire ai nostri committenti che noi non possiamo essere responsabili di questa inidoneità dei contenitori. Il container ha un altro problema, e cioè è una scatola che va in giro per il mondo, quindi può rompersi, può avere dei difetti. Questi difetti e queste rotture molto spesso ricadono sul trasportatore, anche se il trasportatore più che fare un viaggio non fa 30 giorni di navigazione come succede al container che viene caricato sulla nave e va in Estremo Oriente. Quindi è molto più probabile che un container subisca dei danni non causati dal trasportatore, ma molto spesso causati o in nave o in fase di sbarco in barco a Venezia, ma può essere a Shanghai, può essere a Singapore, può essere in giro per il mondo.